Grazie Presidente. Ministro, secondo i dati diffusi nella relazione pubblicata nei giorni scorsi dall'ufficio guidato dal prefetto Papa, commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, al 31 dicembre 2018 il totale dei casi denunciati in Italia è di 229.687, di cui 171.974 risolti positivamente e 57.713 ancora aperti. In quest'ultimo ambito prevalgono nettamente le situazioni che coinvolgono minorenni, pari ad oltre 41.600. Confrontando i dati del 2017 e del 2018 si registra un aumento di oltre il 16% dei ritrovamenti e una riduzione del numero delle denunce di scomparse, meno 3.600 denunce. Numeri questi che dimostrano un notevole miglioramento sia delle procedure di ricerca sia dell'efficienza della collaborazione tra forze dell'ordine, prefetture e autorità giudiziarie. Chiedo dunque al Ministro dell'Interno Matteo Salvini quali iniziative sono state adottate per conseguire tali risultati e quali sono i piani per mantenere e implementare il descritto trend positivo. Grazie. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha facoltà di rispondere. Prego. Presidente, colleghi, ringrazio per la domanda. Il fenomeno delle persone scomparse continua a destare particolare attenzione nella pubblica opinione e, come lei ricordava, al 31 dicembre dello scorso anno ci sono ancora 57.713 persone da rintracciare. In questi mesi ho potuto verificare direttamente come il sistema di coordinamento delle ricerche delle persone scomparse sia sempre più consolidato e ben strutturato. A livello territoriale i prefetti, sulla base di pianificazioni provinciali, coinvolgono e coordinano numerosi soggetti istituzionali a partire dalle forze dell'ordine. Per citare qualche cifra, nel corso del 2018 è stato registrato un notevole aumento delle persone rintracciate, pari al 74% degli scomparsi nello stesso anno. Tale risultato l'anno prima si fermava al 57%. È un dato che fa ben sperare, che sono convinto sarà consolidato e migliorato nei prossimi mesi. Numerose iniziative sono state promosse anche sul versante della geolocalizzazione dei soggetti particolarmente vulnerabili affetti da patologie psichiche. In questo specifico settore si è sviluppata una proficua collaborazione con le regioni, che ha riguardato anche i casi di allontanamento di persone dagli ospedali e dalle case di cura. Per rendere più efficaci le azioni di tutte le componenti del sistema si sta operando ad ampio raggio, coinvolgendo non solo le forze dell'ordine, ma il sistema della scuola, l'ufficio del commissario e le procure della Repubblica, per alimentare una banca dati nazionale. Tutte le attività si inquadrano in specifici progetti di cui si misurano i risultati concretamente per meglio adattarne l'attuazione in relazione alle finalità da conseguire. Continueremo dunque su questa strada, che sta dando buoni risultati, con la finalità di migliorare ancor più la capacità di fronteggiare un fenomeno nei confronti del quale sono particolarmente sensibile, visto che coinvolge anche tantissimi minori. I risultati positivi dell'anno scorso faremo in modo che siano ancora migliori nell'anno in corso. Grazie. Facoltà di replicare la deputata Sara De Angelis. Prego. Sì, grazie Presidente. Mi ritengo pienamente soddisfatta della risposta del Ministro, che anche in questo particolare non facile ambito, perché parliamo di persone scomparse, è brillantemente riuscito in poco più di 6 mesi di mandato nel compito di attuare delle politiche chiare ed efficaci. A dirlo non sono io orgogliosamente deputata della Lega e nemmeno le tantissime persone che continuano a dimostrare apprezzamento per il suo operato. A dirlo sono i numeri che ho poc'anzi illustrato, e i numeri non mentono. I numeri non sono politicamente strumentalizzabili da chi vuole ad ogni costo criticare ed attaccare Matteo Salvini e il modo in cui svolge il suo compito di ministro. Grazie dunque Ministro Salvini, grazie a lei e a chi insieme a lei ha operato, e sono convinta che continuerà ad operare nel migliore dei modi per affrontare e risolvere sempre più casi di persone scomparse, perché anche le famiglie, come diceva lei, affrontano dei drammi indescrivibili. Quindi grazie e continuate su questa strada. Per favore.
Passiamo all'interrogazione numero 3473 dei deputati Elisa Tripodi ed altri concernente iniziative di competenza in relazione a presunti rapporti tra l''ndrangheta e alcuni amministratori di enti territoriali della Valle d'Aosta. La deputata Elisa Tripodi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente. Il 23 gennaio scorso, a seguito dell'operazione Genna, condotta dalla Direzione Distrettuale della Procura di Torino, sono stati arrestati degli esponenti politici della Valle d'Aosta. Nella conferenza stampa organizzata dalla DDA in occasione appunto dei suddetti arresti è stata evidenziata la modalità organizzativa dell''ndrangheta. L'associazione criminale risulta ben collegata con esponenti del mondo politico e amministrativo valdostano, a cui garantisce il proprio sostegno in occasione delle competizioni elettorali locali per ottenere vantaggi e utilità. A fronte appunto di questi fatti, chiedo al Ministro quali iniziative intenda adottare, per quanto sia di sua competenza, affinché siano garantiti il ripristino e la salvaguardia della legalità nell'operato delle amministrazioni comunali di Aosta e di Saint-Pierre, considerando anche la particolarità del sistema delle autonomie della Valle d'Aosta con riguardo allo scioglimento dei consigli comunali, in quanto al Presidente della Regione spettano le attribuzioni che la disciplina vigente attribuisce al Prefetto. Grazie. Ministro dell'Interno Salvini ha facoltà di rispondere, prego. Ringrazio per l'interrogazione e ringrazio anche la Direzione Distrettuale Antimafia di Torino che ha portato, come lei ricordava, all'arresto di 16 persone, tra le quali un consigliere della Regione Valle d'Aosta, un consigliere del Comune di Aosta e un assessore del Comune di Saint-Pierre, a testimonianza della preoccupante capacità della criminalità organizzata di stampo mafioso di infiltrare il tessuto economico di ogni area del Paese. L'indagine ha consentito di documentare l'esistenza di una cosiddetta locale di 'ndrangheta operativa nell'area di Aosta e nelle zone limitrofe, facente capo alla cosca Nirta Scalzone di San Luca, Reggio Calabria, dove peraltro lo scorso Ferragosto ho tenuto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Nazionale. Confido che la magistratura proceda con la massima celerità nell'accertamento delle responsabilità penali e al contempo assicuro che saranno attivati tutti gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale a garanzia del buon andamento e della impermeabilità delle amministrazioni di quel territorio di ogni forma di illecito condizionamento. Le misure da adottare sia sul versante della sospensione cautelare degli amministratori coinvolti nell'inchiesta che relativamente all'avvio di procedure di accesso per la verifica dell'eventuale sussistenza di forme di infiltrazione o condizionamento mafioso dovranno trovare il necessario accordo con il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, a cui l'ordinamento autonomo attribuisce l'esercizio delle funzioni sovracitate. In tale direzione il Presidente della Regione mi ha informato 2 giorni fa che attiverà le procedure previste dalla legge per la sospensione degli amministratori sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere, non appena avrà ricevuto dal Tribunale di Torino l'ordinanza del giudice degli indagini preliminari. Analoga collaborazione potrà essere fornita a opera del Ministero degli Interni in caso di concessione di delega anche ai fini della composizione della commissione di accesso, tenendo opportunamente conto delle specificità territoriali e linguistiche della Regione. Concludendo, desidero anche in questa occasione affermare che non esistono zone franche per la criminalità organizzata in nessuna area del Paese da nord a sud. Sono convinto che la collaborazione tra le istituzioni statali e la Regione Autonoma sarà piena ed efficace, consentendo di lanciare un segnale chiaro alle cosche. In Valle d'Aosta, così come altrove, non c'è spazio per mafia, camorra e 'ndrangheta e non ci sarà alcuna esitazione ad adottare tutte le misure, anche le più rigide e rigorose, e i provvedimenti più severi che la legge consente di mettere in campo. Ne approfitto per augurare buon Sant'Orso ai valdostani che meritano altro e di finire sui giornali non per questioni di 'ndrangheta ma per la splendida terra dove abitano e lavorano. Facoltà di replicare la deputata Elisa Tripodi, prego. Grazie Presidente. Ministro, io prendo atto dell'attenzione verso questa situazione che si è venuta a creare in Valle d'Aosta e per la risposta conseguente da parte del Ministero, che viene comunque incontro all'attività che il Movimento 5 Stelle ha posto in essere sollevando da tempo le preoccupazioni per le condotte discutibili di alcuni esponenti politici locali e che ora vengono chiaramente fatte carico di specifici illeciti penali, confermando tutta la validità delle nostre denunce. Come ha già ricordato lei, sono stati arrestati un consigliere regionale nonché
assessore uscente del Comune di Aosta, un consigliere comunale di Aosta e un assessore del Comune di Saint-Pierre. Risulta che il locale di Aosta è ben radicato sul territorio, quindi presenta caratteristiche pericolose in virtù dei contatti stretti e stabili che può vantare con esponenti del mondo politico e amministrativo valdostano. Dalle indagini emerge che esponenti del locale di Aosta intrattengano rapporti con affiliati a logge massoniche che rappresentano un ulteriore elemento di collegamento con esponenti che ricoprono ruoli di rilievo nel settore economico, imprenditoriale e politico della società civile valdostana. Per la complessità dei rapporti e degli intrecci tra malavita e politica locale vi è la necessità da parte del Ministero e dell'Interno di mantenere alta l'attenzione su questi comuni e non solo, ma sull'intero territorio valdostano. Per quanto mi riguarda, io farò tutto il necessario per rivedere le prerogative prefettizie ora affidate al Presidente della Regione, per garantire un maggior livello di sicurezza e di tutela da minacce criminali. La ringrazio anche per gli auguri per la Fiera di Sant'Orso. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3474 dei deputati Palazzotto e Fornaro, concernente chiarimenti in merito ad asseriti rapporti tra il Ministro dell'Interno e alcuni agenti della sicurezza in servizio sulle navi delle organizzazioni non governative, relativi alla raccolta di informazioni sull'esistenza di contatti tra gli scafisti e tali organizzazioni. Il deputato Palazzotto ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie signor Presidente. Signor Ministro, lei il 23 gennaio ha dichiarato alla stampa di essere in possesso di evidenze che dimostrerebbero rapporti tra le ONG, genericamente definite, di trafficanti, che queste evidenze non riguardano indagini attualmente in corso e che le avrebbe più presto trasferite all'autorità giudiziaria. Di questi giorni inoltre sono le dichiarazioni di Pietro Gallo, uno dei contractors della IMI Security Service, società che sembra essere vicina a organizzazioni di estrema destra come Generazione Identitaria, infiltrati sulle navi dell'ONG, che raccontano di come lei in prima persona, all'epoca dei fatti europarlamentare e segretario della Lega, abbia chiesto di raccogliere informazioni che in qualunque modo fornissero argomenti per dimostrare i rapporti tra l'ONG e i trafficanti. Le informazioni raccolte non diedero i risultati sperati, anche se lei ha dichiarato in quei giorni, prontamente smentito dall'allora presidente del Copasir del tuo stesso partito, che esisteva un dossier dei servizi segreti su questi presunti rapporti. Nel ricordarle che in questo Paese le attività di indagine e di raccolta di informazioni sono competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria e che quindi quanto detto comporta anche profili di illiceità, le chiedo di spiegare a questo Parlamento e ai cittadini italiani a quale titolo abbia svolto queste attività e se le informazioni di cui dichiara di essere oggi in possesso sono state acquisite con le stesse modalità o sono stati coinvolti corpi dello Stato che hanno agito sotto diretto impulso del suo Ministero e quindi senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Grazie. Grazie. Il Ministro dell'Interno Salvini ha facoltà di rispondere. Prego. Entro nel merito. Ero preoccupato perché non mi era ancora arrivata nessuna minaccia di denuncia alle 3 del pomeriggio e allora sono più rilassato. Per favore, per favore, per favore. Ascoltiamo la risposta. Prego, prego, Ministro Morani. Rotta. Mi rivolgo a voi. Andiamo avanti, Ministro, prego. Non ho fretta. La documentazione su irregolarità addebitate ad alcune ONG che operano nel Mediterraneo è oggetto di approfondimento, non da parte del Ministro ovviamente, ma da parte delle autorità di pubblica sicurezza che hanno raccolto questi elementi e, come in altri casi, in precedenza dell'autorità giudiziaria. Ricordo a quest'Aula che sono incardinati non uno ma 3 procedimenti, uno nella Procura di Trapani sulle navi Juventa, Vos Prudence e Vos Estia, uno della Procura distrettuale di Catania sulla motonave Aquarius e uno della Procura della Repubblica di Ragusa sulla motonave Open Arms, e mi auguro che vengano messi al corrente quanto prima gli italiani di eventuali irregolarità che sono oggetto di questi approfondimenti. Per il mio mestiere io sentivo e sento quotidianamente persone che lavorano nell'ambito del settore dell'immigrazione e qualunque elemento mi venga fornito viene trasferito ovviamente a chi di competenza che ne valuterà la consistenza. Così operavo anche in passato, in maniera assolutamente trasparente,
senza ovviamente promettere niente a nessuno, men che meno posti di lavoro, nell'unico e solo interesse della tutela della sicurezza nazionale. Ora io sono convinto da 8 mesi di operare per difendere la sicurezza di chi parte e muore e viene usato da dei trafficanti di esseri umani che grazie al loro traffico comprano armi e droga. Ho fatto e rifarò, ribadisco finché campo, che io complice dei trafficanti di esseri umani e dei trafficanti di armi e droga non lo sarò mai da ministro e da cittadino italiano. Ha facoltà di replicare il deputato Palazzotto, prego. Lei, Ministro, è molto abile a schivare le risposte e non ci ha detto se queste attività delle forze di polizia sono state eseguite su impulso suo diretto dell'autorità giudiziaria, ma il fatto che lei ci dica che le deve trasferire l'autorità giudiziaria in realtà ci dice molto. Ma la sua risposta ci dice molto anche della concezione che ha lei della democrazia e delle istituzioni. Qui non c'è nessuno che la sta denunciando, stiamo parlando di questioni politiche e di quanto sia pericolosa per la tenuta democratica del Paese una persona come lei nel ruolo che ricopre. Di come lei stia continuamente abusando del suo potere fino a sovvertire anche il principio delle democrazie moderne come quello della divisione dei poteri. Ma questa vicenda ci racconta anche della sua ossessione per l'ONG e di come abbia usato una questione delicata come la gestione dei flussi migratori per costruire consenso lucrando sulle paure dei cittadini italiani e alimentando un clima insostenibile di odio e xenofobia. Lei utilizza in maniera spregiudicata tecniche di propaganda tipiche dei peggiori regimi autoritari. In onda ogni giorno questo paese di fake news utilizza la cultura del sospetto abusando delle sue prerogative e della sua immunità per delegittimare il lavoro di migliaia di persone che in questi anni hanno salvato centinaia di migliaia di vite umane, mentre lei con le sue scelte politiche è invece responsabile delle migliaia di morti in mare di questi mesi nel Mediterraneo centrale. Lei ha usato finanche in questi giorni le vite di 47 persone per poter continuare questa campagna di mistificazione della realtà, accusando le ONG di ogni nefandezza senza alcuna prova per nascondere la sua incapacità di affrontare e gestire seriamente questo fenomeno, il fenomeno migratorio. Io non so per quanto tempo tutto questo le sarà consentito e nemmeno se alla fine ci sarà un giudice a Berlino o a Catania o in qualsiasi altro posto che la chiamerà a rispondere di tutto questo. Quello che so è che il Tribunale della Storia riconoscerà le vostre responsabilità, quelle sue e di chi con atti o omissioni o anche solo con il silenzio si è reso complice di quello che sta avvenendo in questo Paese. E so anche che questo Paese è migliore di quanto voi lo possiate immaginare e che ogni giorno che passa sempre più persone si mobilitano per restituire dignità e umanità alle nostre istituzioni. Concluda. E che alla fine a queste persone verrà riconosciuto di essere state dalla parte giusta della storia. Grazie. Per favore, passiamo all'interrogazione numero 3475 dei deputati Madia ed altri concernente chiarimenti in ordine alle condizioni e alla destinazione degli ospiti del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, recentemente oggetto di operazioni di sgombero alla luce delle modifiche introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza. La deputata Madia ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente, Ministro Salvini, Ministro della Propaganda. Io non so come altro definirla, visto che da giorni, ancora in queste ore, sta tenendo 47 persone su una nave, 47 povere persone come bestie, con un bagno e senza scarico. Per favore, facciamo concludere. In acque territoriali italiane a 2 minuti di gommone dalla costa, come ha dimostrato la collega Prestigiacomo, che ringrazio e che è in quest'Aula. Noi con questa interrogazione vogliamo però, Ministro della Propaganda, inchiodarla a dei dati. Per una volta a dei dati, perché da quando lei è Ministro si fa fatica a capire la verità delle cose. Lei ha scelto di chiudere il CARA di Castelnuovo di Porto, lei ha scelto di farlo portando avanti questa operazione come un'operazione di polizia nella segretezza, senza dire nulla della destinazione a queste persone, cosa che non si fa giustamente neanche con i detenuti, ma queste sono persone libere. Noi vogliamo sapere quante erano le persone a Castelnuovo di Porto,
quali status, quali diritti hanno e dove sono state portate, perché se il Ministro ancora una volta non ci darà questi dati ma risponderà con la menzogna, noi non potremmo che concludere che gli effetti del decreto Salvini sono che molte di queste persone sono per strada. Grazie. Il Ministro dell'Interno Salvini ha facoltà di rispondere, prego. Ovviamente abbiamo tutti i numeri del caso. Quello che mi ricordo a memoria, che è più significativo, è che negli ultimi 2 anni sbarcarono in Italia 300.000 immigrati, con la nostra gestione siamo fermi a 23.000 e quindi Per favore, sembra chiaro ed evidente. deputata Rotta, prego, andiamo avanti, prego. Deputata Prestigiacomo, deve far concludere il Ministro, se no le faccio il richiamo formale, andiamo avanti, prego. Non ho fretta. Nella mattinata del 23 gennaio scorso è iniziato, come da tempo previsto, il trasferimento degli stranieri ospitati nel CARA di Castelnuovo di Porto. Le operazioni, coordinate da un ente trasparente come la Prefettura di Roma, che ha tutti i dati che potete volere e che vi metto a disposizione oggi, si sono svolte regolarmente e continueranno fino al 31 gennaio prossimo. Alla data del 16 gennaio erano presenti nel CARA di Castelnuovo di Porto 543 ospiti, meno della metà del numero dell'anno precedente grazie alle politiche di immigrazione di massa sostenute dai governi del PD. Di questi 17... Deputati, ognuno sta esprimendo il proprio pensiero. L'hanno espresso i deputati, lo esprimono il Ministro, ognuno sta esprimendo il proprio pensiero. Ministro, andiamo avanti, per favore. Ciao. Però scusate, se mi chiedete dei numeri e vi do dei numeri, poi rassegnatevi l'evidenza dei fatti. Deputata Moroni, Scalfarotto, il ministro deve concludere, ognuno ha avuto la possibilità di fare il proprio intervento, l'avete fatto voi, lo fa il Ministro, come sempre avviene al question time normalmente. Andiamo avanti. Di questi 543 ospiti, 17 erano nuclei familiari per un totale di 39 persone, fra le quali 12 minori, di cui soli 2 frequentanti la scuola primaria. Il trasferimento ha dapprima interessato 305 migranti trasferiti in strutture più piccole, mentre nel corso di questi giorni è previsto il completamento del trasferimento degli ulteriori 222 ospiti in altre strutture della rete SIPROIMI ex SPRAR della Regione Lazio. Aggiungo che nel corso delle operazioni di trasferimento si sono registrati 14 allontanamenti volontari e sono stati disposti 2 provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza. Quanto allo status giuridico, i 543 migranti interessati dalle operazioni di trasferimento rivestono tutti la qualifica di richiedenti di protezione internazionale ricorrenti, ad eccezione di 62 titolari di protezione internazionale già segnalati al sistema ex SPRAR. Di questi ultimi, 6 titolari di protezione umanitaria non sono stati allontanati dal circuito di accoglienza per gravi vulnerabilità sociosanitarie che li riguardano e altri 9 sono in attesa di permesso di soggiorno. Come si evince da quanto appena riferito, numeri alla mano, le operazioni di sgombero non hanno determinato alcun pregiudizio nei confronti di persone vulnerabili, fragili o bisognose di assistenza, né gruppi di persone sono stati lasciati per strada o in abbandono. Si è semplicemente trattato di un intervento di buonsenso e di buona amministrazione. Ricordo il costo di 6 milioni di euro annui per questa struttura a carico del contribuente italiano, nell'ottica dell'obiettivo che ho più volte manifestato e che confermo, nella chiusura delle mega strutture dell'accoglienza dove si registrano sprechi e reati. È stato fatto a Cona, è stato fatto a Bagnoli, è stato fatto a Castelnuovo, verrà fatto a Mineo, verrà fatto ovunque. Qualcuno campa grazie al business dell'immigrazione clandestina che faccio e farò di tutto per stroncare. Ha facoltà di replicare il deputato Graziano Del Rio. Prego, deputato. Grazie Presidente. Ministro, siamo
molto insoddisfatti della sua risposta. Lei continua Senza commentare, grazie. a essere appunto il ministro della paura e della propaganda. Un ministro dell'interno serio non si perde decine di persone per strada mentre fa quello che lei chiama uno sgombero. Non è uno sgombero allora. Perché lo chiama sgombero? Un ministro dell'interno serio, ministro, si occupa di programmare i flussi migratori, si occupa di controllare le condizioni dentro Per i favore. centri di accoglienza, si occupa di fare una vigilanza rafforzata. Noi vogliamo combattere l'immigrazione clandestina. L'operazione Sofia la state abbandonando a se stessa ed è l'operazione che combatte gli scafisti, in cui tutta l'Europa è lì ed è a guida italiana. Ministro, si informi, è stata concepita per quello, per combattere gli scafisti che non si combattono nei talk show, quando lei da solo con dei baciapantofole che le fanno domande. Non si combatte nei talk show, caro ministro, con la RAI che le fa le domande giuste. No, si combattono con le operazioni militari. Deputati, È comodo. dovete far concludere il vostro collega. Dovete far concludere il vostro collega. Anch'io, cari amici. Prego, Del Rio. Non ho fretta neanch'io, sapete, non ho fretta neanch'io. Siamo tutti qua, stiamo sereni, stiamo molto sereni. Vede, Non c'è Ministro, nessuna lei- fretta per nessuno, però alle 4 dobbiamo concludere. Andiamo Sì, avanti. Presidente, volentieri, però qui c'è molto entusiasmo Prego, nell'Aula, prego. vede, oggi il Ministro Salvini. Però il problema, Ministro, è anche questo: lei vuole aiutare a casa loro. C'è un piccolo problema, si informi nella sua finanziaria, quella che lei ha approvato nel Consiglio dei Ministri, perché sa, lì a Palazzo Chigi vi trovate per decidere. Lei va lì per decidere. Lei adesso venerdì andrà alla TAV. Ma cosa va a fare la TAV? Ma dica a Toninelli di pubblicare i bandi della Torino-Lione. E lì lei deve decidere lì, non è che lei può fare tre parti in commedia: il ministro della paura, della propaganda, e poi chi farà il ministro dell'interno se lei fa il ministro della paura e della propaganda? Allora, nella finanziaria, ministro, nella finanziaria avete tolto i fondi alla cooperazione internazionale, li avete tagliati, non vada a dire in giro che state aiutandoli a casa loro. Li avete tagliati. Un ministro dell'interno, noi vorremmo anche un ministro dell'interno e non un ministro della propaganda, che rispetti la legge del mare e della terra, che capisca che i ricollocamenti non si fanno in mare, i ricollocamenti si fanno a terra. Noi abbiamo fatto 20.000 ricollocamenti, lei ne ha fatti 20 e ha fatto soffrire per decine di giorni poche decine di persone. Ma si rende conto? Ma la paghiamo perché lei perda giorni e giorni a fare la predica a 10 persone. C'erano delle leggi pronte per i ricollocamenti, voi ne usate delle altre su base volontaria. Deve concludere. Così i suoi amici, quelli che sono i suoi amici, le dicono sempre di no. Allora, Ministro, gli italiani avrebbero bisogno di un Ministro dell'Interno, non di un Ministro della paura e della propaganda. Si applichi, per favore. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3470.